Al via la 20ª edizione del premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttita. Si partirà domani con il gemellaggio tra Favara e Comitini, poi diverse iniziative durante la settimana per poi culminare con la premiazione e i riconoscimenti speciali. Sì, domani iniziamo il premio Arte e Cultura Siciliana, giunto infatti alla 20ª edizione. E come ogni anno si svolge in un arco di tempo di 15 giorni perché abbraccia la sicilianità a 360 gradi, infatti arte, poesia, musica, teatro, degustazioni, perché ci sono gli usi, i costumi e le tradizioni nostre. Naturalmente un lavoro di sì grande portata necessita di un lavoro organizzativo non indifferente e il coinvolgimento di tante realtà, prima di tutte le scuole, perché riteniamo che per incidere veramente come vogliamo sul nostro tessuto sociale è necessario che ci sia una sinergia di forze. Iniziamo domani 28 novembre con la mostra, l'incontro con lo scultore Salvatore Rizzuti e la mostra di Francesco Novara e il gemellaggio con il comune di Comitini. E naturalmente ci saranno con noi sempre le scuole. Venerdì mattina il Festival della canzone siciliana Rosa Ballistereri e parteciperanno tantissime scuole della provincia di Agrigento. E questa iniziativa per me è stata forse la cosa più bella, perché vedere l'entusiasmo dei ragazzi, la gioia di cantare nella nostra lingua è qualcosa veramente di bello. Quest'anno abbiamo una novità. I gruppi musicali della nostra Favara degli anni 60, 70, 80 si esibiranno per i favaresi e non solo per i favaresi, per renderci dei momenti veramente bellissimi, farci emozionare e farci tornare un po' indietro con le nostre canzoni. Lunedì, il 3, abbiamo il convegno di enogastronomia. Abbiamo con noi, oltre alla scuola alberghiera naturalmente, l'azienda Geva dei Fratelli Vita e l'azienda vinicola di Canicattì. Ecco, la cultura materiale è importante, ma assieme alla cultura materiale avremo anche la cultura, diciamo, di elite. Abbiamo la presentazione dei libri curati anche dal dottore Antonio Liotta e da Gino Pantaleone, che è l'autore del libro che presentiamo, ma noi continuiamo. Giorno 5 mattina, siccome come ho detto la manifestazione è fatta per i giovani e con i giovani, presentiamo una tesi di laurea di un ragazzo di Messina che praticamente porterà e riporterà le nenie della nostra Sicilia. L'opera nostra, diciamo, il nostro impegno, come ho detto, è ampio. Quest'anno avremo anche uno spettacolo teatrale per la regia di Lillo Montaperto. Per quella sera avremo i soci del Centro Guttuso che saranno gli attori dell'opera Nicola detto Colapesce, il cui tema è molto bello perché è l'altruismo. Ecco, la serata conclusiva l'8 dicembre, come sempre al Castello di Chiaramonte, con la premiazione dei vari concorsi letterari e i premi speciali. Ecco, è diciamo una manifestazione molto complessa, coinvolge tantissime persone. La nostra manifestazione vuole essere questo, un ritorno al passato per preparare per i nostri giovani un futuro migliore.